Siamo praticamente qua il Fossalato, siamo dimenticati perché non ricordo, a memoria mia, sono vecchio, cioè, l'ultimo intervento che è stato fatto qua davanti, questa tombinatura qua, che però l'ho fatta a spese mie. A spese mie ho tombinato il fosso, quella volta la provincia ha accettato il tombinamento del fosso. Io da quella volta in poi qua non ho più visto niente, che hanno fatto niente, hanno messo uno specchio qua che poi a un certo punto li ho portato via, se ti ricordi di tutta la vicenda. Qua siamo in che via siamo qua? Qua siamo in via Fossalato, quindi una strada che all'epoca andava anche bene così, non era trafficata come adesso. Adesso c'è un traffico che è diventata qualcosa di particolare, abbiamo le giornate soprattutto di domenica a stagione di spiagge. Sì, perché attraversano da Pordenone, da Pordenone, fuori dall'autostrada, ormai conosce la strada. Una scorciatoia insomma. Un'altra scorciatoia. Bibbione e Lignano. Ma qui allora oltre al tanto traffico c'è anche il problema del rispetto del limite di velocità, no? Il limite di velocità soprattutto. E non solo traffico leggero, ma anche pesante. Quello che si chiedeva a noi, appunto, una volta si chiedeva un intervento di vigili urbani, eccetera, con un autorello, dicevi 2 o 3 volte, dopo non c'è più venuti, non so perché, gli ha detto che non c'è personale, non sono più venuti. Allora si diceva, perlomeno mettere dei semafori, quelli dissuasori magari? Sì, metterli. Ai dissuasori quelli? Sì, metterli in modo che no, però anche quelli che segna la velocità. La velocità, capito? Cioè in modo metterne 2 o 3, no? Nel tratto, diciamo qua dall'inizio di fino fuori dalle case. E poi un'altra cosa importantissima per via Fossalato adesso è quella, per queste case qua che è rimasto, come minimo non pretendiamo noi un marciapiede fatto ad hoc, il tombinamento di un lato no, ne basta, di un lato della strada, cioè che queste case qua le possa unirsi, se uno deve andare da una casa all'altra, rischia? Che non rischia la vita almeno, e a piede va sotto. E la piede va sotto, quindi bisogna avere questa possibilità, non è spesone. Che fino ai 6 c'è anche il traffico pesante. Sì, perché poi, tutti i camion che vengono da questa stradina addirittura, che viene da sotto là, quindi qua. Quindi non è neanche divieto per i mezzi pesanti su questo tratto qua? No, qua passa tutto. Di tutto e di più, insomma. Passa tutto di più per questa strada. Quindi ecco, questo è il problema di via Fossalato per quanto mi riguarda. Poi per il problema di via Nosedo. Problema anche di illuminazione? No, via Fossalato l'illuminazione c'è, siamo a posto, non avevo quel problema. Rimaneva il problema del traffico e del fatto che la strada è stretta e quindi pericolosa per chi va via in bicicletta o a piedi. Se non ha la possibilità di andare in bicicletta è a piedi.